È finita 0-0 fra Bisceglie e Matera, due squadre che avevano la stessa urgenza di vincere. Se il Matera era mortificato per quell'unico punto in classifica, il Bisceglie esordiva sul suo terreno dopo 2 turni di squalifica con la voglia di far bella figura. Le due squadre si sono praticamente equivalse nel primo tempo, il Matera è apparso più veloce e incisivo ma con una preoccupante tendenza a sbagliarsi in difesa. Infatti in più di un'occasione gli attaccanti nerazzurri sono arrivati da soli davanti al portiere, il 17enne Cofano, al suo esordio in campionato per il turno di squalifica rimediato dal titolare Bruno. Altro esordio quello del centrocampista Giovanni Januale, che però al 40esimo si è infortunato, al suo posto è subentrato Muoio. Anche Gian dopo il primo tempo non era in condizioni perfette dopo una botta ed una coscia, ma è rimasto comunque in campo fino alla fine. Ciro Muro in un paio di occasioni dalla distanza ha impegnato il portiere Cecere, ma le migliori possibilità in successione le ha avute il Bisceglie al 44esimo e al 45esimo. Ottima la prova del portierino che se l'è cavata autorevolmente. Nella ripresa le immagini si riferiscono al primo tempo, il Bisceglie si è fatto sotto, ma tra l'imprecisione dei suoi attaccanti e la sicurezza tra i pali di Cofano il gol non è arrivato, per fortuna del Matera, che comunque è riuscito a controllare il risultato e portarsi via dalla prima di 2 trasferte consecutive un punto che fa morale.